Ha registrato il pieno di iscritti, 30, a fronte delle 126 richieste la prima edizione del corso per direttore sportivo dell'Università di Udine e la seconda è già stata programmata per l'inizio del prossimo anno. A tenere a battesimo i primi corsisti diplomati sono stati mister Attilio Tesser e il direttore sportivo Pierpaolo Marino, assieme a loro il delegato dell'Ateneo per lo Sport Stefano Lazzer e la direttrice del corso Michela Cesarina Mason. Voglio fare i complimenti all'Università di Udine che ha instaurato per la prima volta questo tipo di corso qui perlomeno e dà la possibilità dei ragazzi a formarsi e creare e andare magari a fare un sogno. Quindi questo. Forma dei direttori che devono essere bravi nei direttori sportivi o manager. L'iniziativa formativa, unica nel suo genere in Italia e accreditata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, il corso infatti permetterà ai diplomati dell'Ateneo Friulano di accedere all'esame di abilitazione per la qualifica di direttore sportivo. Corso organizzato dai Dipartimenti di Scienze Economiche e Statistiche e di Medicina dell'Ateneo Friulano in collaborazione con l'Udinese Calcio e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi. Prevedeva 144 ore di formazione il corso, completa e specializzata con un programma che ha coperto tutte le aree chiave del direttore sportivo. È stata un'avventura molto positiva, soprattutto perché i ragazzi e non ragazzi, perché è stato un corso insomma, in cui hanno partecipato gente di diverse età, accomunati da questa grande passione per il calcio e questo desiderio anche di imparare. È una classe che ha sempre risposto in modo molto attivo ai nostri stimoli e questo per un insegnante è la cosa più bella, vedere appunto una partecipazione così attiva. Tra i 30 diplomati c'è anche un vincitore di una borsa di studio con una tesi che riguarda la scelta da non sbagliare per un direttore sportivo, vale a dire l'allenatore. È stato un corso innanzitutto molto intensivo e che chiaramente ha racchiuso la passione che ho io come hanno i miei colleghi, quindi è stato bello entrare nel calcio veramente in modo professionistico. Adesso si aprono le porte per l'esame, faremo questo esame e noi abbiamo avuto una preparazione comunque buona. Per essere il primo anno che l'università ha organizzato questo corso è stata una grande preparazione, quindi faremo questo esame, daremo il massimo e adesso ci manca solo questo, dobbiamo diventare tutti direttori.